belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Saltellante. Dimmi, Lele Marcassa, contentissimo! Bello. Dove mi hai portato saltellando? Nella bellissima città di Treviso. Sì, proprio bellissimo. Stiamo raggiungendo Piazza dei Signori, celeberrima anche perché è stata raccontata Sì. in un film di Pietro Germi. Famosissimo! 1966. Sei preparato? Eh sì, c'era il grande Gastone Moschin, la bellissima Virna Lisi. Che film, non te lo ricordi? Signore e signori. Anch'io sono preparato. Mi sono quasi spaventato del fatto che tu abbia risposto correttamente. Iniziamo questo viaggio? Sì, subito! Via! Benvenuti a Treviso, qui ci troviamo in uno degli scorci più belli della nostra città, conosciuto da tutti come i Buranelli, il canale dei Buranelli. È un periodo importante per la nostra città, ci avviciniamo al Natale e quindi Treviso si fa trovare addobbata, vestita in grande spolvero per un Natale sostenibile, accogliente, all'insegna delle emozioni e con la voglia di ricostruire anche lo spirito di comunità che ha sempre contraddistinto la nostra città e la nostra comunità. Ma Treviso è anche molto altro, è enogastronomia con i nostri prodotti tipici. Treviso è candidata per la capitale della cultura del 2026 e lo stiamo facendo con i nostri musei, con il nostro teatro, con i nostri cori, con la musica, l'arte, la bellezza, insomma tutte cose che voi potrete vedere se venite a trovarci, se venite a farvi travolgere dalle emozioni di una città che ha tante sfaccettature, da quelle ambientali, perché ricordo che nel 2025 abbiamo vinto e siamo diventati la Green Capital europea per le città sotto i 100.000 abitanti, e quindi qui vi aspetta la sostenibilità, vi aspettano prodotti tipici importanti, vi aspetta arte, cultura, natura, sport, vi aspetta la bellezza. Insomma, venite a trovarci, venite a godere le bellezze di una città e soprattutto lasciatevi travolgere dalle emozioni della città di Treviso. Quanta bellezza! Mi trovo nel cuore storico della città di Treviso, in questo scalone di marmo che ci conduce al piano nobile del Palazzo dei 300. Era il palazzo in cui sostanzialmente si riuniva il Maggior Consiglio, a governo di questa città. Iniziato prima come costruzione lignea, poi lapidia intorno al 1217. Ancora oggi, pensate, ospita il Consiglio Comunale della città ed è dato soprattutto a grandi eventi e a mostre importanti, come quella contenuta in questo momento di Gian Domenico Palmisano.
È una straordinaria mostra fotografica dal titolo Occhi Gentili. Ci fu una sorta di illuminazione da parte dell'artista che in Cambogia vide dei bimbi molto poveri che studiavano sotto un tetto di Eternit. Ecco, quel tetto di Eternit, grazie alle offerte raccolte dall'artista, ora sono aule scolastiche. Entriamo a vedere la mostra, ma soprattutto ad ammirare la bellezza di questo palazzo, che pensate, nel 1944 questo palazzo subì un terribile bombardamento, ma grazie poi alla lungimiranza e alla visione del sovrintendente Florati, esso venne non abbattuto, non demolito, bensì ricostruito e restaurato, e ancora oggi possiamo ammirare questa meraviglia che domina il cuore storico della meravigliosa città di Treviso. Entriamo. Trovo all'interno della grande sala del potere della città di Treviso, all'interno del bellissimo Palazzo dei 300. Treviso ha una storia molto antica. La prima iscrizione la si trova nel De Vita Sancti Martini di Venanzio Fortunato, in cui si parla di Tarvisius. Tra le varie teorie filologiche, la più accreditata è quella che il nome derivi da una parola celtica, Tarvos, che significa toro. In realtà le prime comunità si sono assestate in questo luogo in epoca paleolitica, in quanto era un'area ricca di alture e tantissimi corsi d'acqua di risorgiva, quindi molto salubre e soprattutto era in una tessitura importante per i commerci e la logistica. Siamo molto vicini al mare Adriatico, molto vicini alle montagne, e poi infatti quando arrivarono i Romani con la regione di Venezia e Istria decisero di costruire proprio vicino alla città di Treviso la importantissima via di comunicazione Postumia, che appunto portava le genti e le merci da ovest verso est. Ci fu in seguito il periodo delle invasioni barbariche, dal secondo al IV secolo d.C. Devo ammettere che in realtà Treviso non ebbe grandi scossoni in quel momento, anche perché rivaleggiavano in quest'area del Veneto gli Ostrogoti e i Bizantini. Successivamente ci fu la conquista da parte dei Longobardi, che ascrissero Treviso tra i 36 ducati del regno. E finalmente arriviamo all'anno 1000. In quel periodo fioriscono i liberi comuni italiani. Arriva Federico II Barbarossa, il quale concede totale autonomia e indipendenza proprio alla città di Treviso, e questo è documentato in un scritto del 1164. Di lì a poco si inizia anche la costruzione di questo magnifico palazzo che controllava le leggi ma anche la giustizia della città. Nel 1176 tuttavia ci fu un'alleanza tra la Lega Lombarda e Treviso contro proprio l'imperatore Federico Barbarossa, che si risolse dopo la battaglia di Legnago con la famosissima pace di Costanza. Da quel momento in poi davvero i comuni italiani si sentono liberi e autonomi. Ezzelino II da Romano divide i poteri tra i due fratelli, Alberico, che ha in mano i feudi vicentini, ed Ezzelino III da Romano, che invece controlla i feudi trevigiani. A un certo punto la rivalità si ingigantisce tra la famiglia da Romano e succede una terribile battaglia del 1237. Alla morte di Ezzelino III da Romano, Aberardo fugge, viene catturato e giustiziato nella piazza principale di questa città. Con la morte di Ezzelino III, Alberico fugge dalla città, venne catturato e giustiziato nella piazza principale. A questo punto altre due famiglie nobiliari feudali cercano di conquistare il potere all'interno della capitale della Marca trivigiana, e sono i conti di Collalto e i Caminesi. Tutte queste battaglie intestine, queste guerre civili
cesseranno nel 1339 con l'arrivo della Serenissima Repubblica di Venezia. A quel momento si assisterà a un secondo sviluppo davvero fiorente che renderà Treviso una città unica che ancora oggi manifesta una vivace economia e soprattutto uno spessore culturale davvero eccezionale in questa regione del Veneto. Ivo Gallo, di Miele Marcassa. ti ho portato in questa osteria famosissima per i trevigiani, storica, dai Nanetti! Esatto. Nicolò, eccolo qui! Buongiorno. Quindi qua si beve? Cosa ci consigli di bere? Incrocio Manzoni. per Due cominciare. incrocio Manzoni, Accetto, la grande. accetto. Guarda che bello che è qui, eh? Tipica, tipica. Quanta gente si è conosciuta, ha chiacchierato, forse ha costruito qualcosa proprio davanti a un bicchiere di vino qui dai Nanetti, eh? Ha inventato qualcosa. Quindi noi adesso facciamo un bel brindisi, se sei d'accordo, Con te sono sempre d'accordo. alla meravigliosa città di Treviso. Capitale della Marca Gioiosa. Viva! Cin cin. Sì. Fresco. Buono. If you're really gonna make us leave, you know you're gonna have to pay for it. You'll have to pay us for it. You can take me from the place that I love, but you can never take my heart from it. Can't take my heart from it. I find myself in an empty apartment, looking at the walls around me. I find myself wondering what became of everyone that we used to see. You know that you're leaving us for nothing, and you don't have much to say. So I guess that we'll pack up all our things and take one last look at the place that we call home every day. I find myself in an empty apartment, looking at the walls around me. I find myself wondering what became of. In centro a Treviso, alle mie spalle, questo corso d'acqua, il Cagnan. Perché mi trovo qui? Perché a poche decine di metri c'è questo monumento importante che la città di Treviso dedicò al sommo poeta Dante Alighieri. Faccio una premessa. Nella Firenze di fine 200 e inizi 300 ci fu la sconfitta dei Ghibellini da parte dei Guelfi, i quali però si divisero in due fazioni, Guelfi bianchi e Guelfi neri. Sappiamo che Dante era un politico potentissimo, oltre che un grande intellettuale, e parteggiava per la parte bianca. Per non essere ucciso, decise di esiliarsi, scappò da Firenze cercando rifugio nelle corti del nord Italia e giunse proprio a Treviso nel 1304, in simpatia con il signore di allora che era Gherardo da Camino. Proprio Dante attribuì dei versi del nono canto del Paradiso a Gherardo stesso, che dicevano: «E dove Sile e Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui di carpir si fa la ragna». Quindi si riferiva alle rivalità intestine all'interno di questa importante comunità tra i Collalto e i Da Camino. Fu ospite a Treviso, poi si spostò verso Verona e quindi visse per un periodo abbastanza lungo la nostra regione, la regione del Veneto. Addirittura venne in esilio con la famiglia, tanto che vi racconteremo anche la storia del figlio maggiore, Pietro Alighieri, che lasciò proprio il cuore in questa meravigliosa città. Quel monumento venne costruito nel 1865, un tributo al grande poeta che citò nella Divina Commedia la città di Treviso, ma è un anno particolare, un anno prima del referendum e quindi dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, e quindi venne inaugurato con uno spirito davvero risorgimentale, l'idea che l'Italia poteva nascere e crescere libera. Quindi è un'opera che ci ricorda sì
grande cifra artistica, intellettuale e politica di Dante Alighieri, ma ci ricorda un periodo importante che poi ci ha permesso di vivere in questo paese grande, libero e soprattutto bellissimo. E con Ivo ho raggiunto questo luogo importantissimo per la città, il teatro. Pensate che nel XVII secolo la città di Treviso sentì la necessità di avere un luogo dedicato alla cultura, alla musica e allo spettacolo. Fu così che il conte Fiorino Onigo finanziò la costruzione di un teatro, che venne inaugurato nel 1692 con l'opera Rosiclea, mai rappresentata prima. Nel 1766 ci fu un periodo di crisi. Venne parzialmente ricostruito però con il tipico assetto del teatro all'italiana. Nella prima metà del 1800 ospitò i festeggiamenti per il matrimonio di Napoleone e 3 serate dedicate al grandissimo Paganini. Nel 1846 il teatro assume nuova luce e venne chiamato teatro di società. Poi, nella seconda metà dell'Ottocento, un grande incendio lo distrusse quasi interamente nella parte interna. A fine anni 90 del secolo scorso e inizio anni 2000 il teatro venne restaurato grazie all'intervento di Cassamarca e del Comune e intitolato a Mario del Monaco. Oggi io e Ivo Gallo avremo la grande opportunità di assistere a un'opera davvero bellissima di Rossini, Il Barbiere di Siviglia. Ecco. Mamma mia, che paura! Gli esperti. Bravo. Bravo. Sta per cominciare il Cosa? Barbiere di Siviglia di Rossini. Io avrei bisogno di un barbiere. Sì, di Siviglia, Però- anche di Treviso. Esatto. È già suonata la seconda campanella. Sta per cominciare. Esatto, quindi alla terza campanella, Guarda silenzio. l'ouverture. Figaro, sono qua,
Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto pochissime, sono col mentore, sono attaccate dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Arbo Figaro, bravo bravissimo, Arbo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Arbo Figaro, bravo bravissimo, Arbo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Sarà il peccatum della città, sarà il peccatum della città, della città, della città, Quanto bella è questa città, l'isola delle pescherie, sempre nel centro di Treviso. Io devo dire che sono ancora a carico di queste sensazioni così brillanti, così pacificanti. Aver vissuto un'opera lirica così importante nella storia che è Il Barbiere di Siviglia di Rossini, l'Overture, mi ha rapito completamente. Mi piacerebbe però raccontarvi, in realtà, cos'è accaduto 2 notti fa. Ci siamo alzati davvero di buon'ora, alle 3 di mattina, per affrontare un paese nel paese, dove la gente lavora mentre noi riposiamo. Il mitico mercato ortofrutticolo di Treviso, ma questo fra poco, dopo una piccola pausa. Sono le 4:40 del mattino! È prestissimo! E qua ci sono decine e decine di persone che stanno lavorando già da un po'. Ah dai, sì. Siamo all'interno del grande mercato ortofrutticolo di Treviso, Un mondo dentro un mondo. che lavora tutti i giorni per portare la frutta poi nelle nostre case e la verdura ovviamente. Sì. Io incontrerò Francesco, il presidente. E io uno dei più longevi compratori, Angelo. Andiamo! Io ho raggiunto Francesco, che è il presidente di questo piccolo mondo a parte, che è il mercato della frutta e della verdura di Treviso. So che Ivo sta cercando di imparare il mestiere del compratore. Non so se alla fine ci riuscirà, perché Speriamo. voi lavorate quando tutti noi mediamente stiamo dormendo. Infatti chiedo scusa anche per la mia faccia, perché non sono sei abituato? no, a queste levatacce. Come funziona questo mondo, Francesco? Beh, di fatto questo è un po' un centro di attrazione per tutti i clienti che svolgono questa attività di compravendita di prodotti ortofrutticoli. Qui le merci arrivano tutti i giorni, 6 giorni su 7, tutto l'anno, siamo sempre aperti. Noi qui in questa struttura movimentiamo circa 1 milione di quintali all'anno. 1 milione. Siamo 15 aziende che operano, più una cooperativa di produttori diretti che rappresenta un po' i prodotti locali. E tutti i giorni qui al mercato vengono mediamente dalle 300 ai 400 clienti che sono dislocati un po' in tutto il nostro territorio, che va fondamentalmente da tutta la provincia di Treviso, la provincia di Venezia, la provincia di Belluno e la provincia di Pordenone. Francesco, il prodotto che viene più venduto in questo momento dell'anno? Beh, il prodotto per eccellenza in questo momento è Radicchio Tardivo di Treviso, è il nostro fiore all'occhiello. In questo momento comincia ad avere le sue proprietà organolettiche al massimo della sua qualità e quindi spero che possiate vederlo anche girando per il mercato. È un po' il nostro prodotto che maggiormente distribuiamo e che un po' ci riconosce un po' in giro non solo localmente ma in giro per tutta l'Italia, anche perché no in Europa. Francesco, grazie. Continuiamo Grazie a voi. a passeggiare all'interno di questo paese della frutta e della verdura. Certo, siete benvenuti. Grazie, andiamo.
circa 5 di mattina qui al mercato ortofrutticolo dove la gente sta lavorando. Siamo con Angelo. Angelo, raccontaci la tua giornata tipo in questo mondo parallelo. Questo è appunto un mondo abbastanza parallelo, è un mondo un po' a sé, il mercato ortofrutticolo. Praticamente io la sera vado a letto prestissimo, 9:30, 10, per essere alla mattina molto vivo. Molto vivo. Di essere molto vivo. Io molto vivo, tu molto vivo. Molto vivo, molto vivo. Praticamente io parto da casa tutte le mattine, 6 su 7 alle 2 di notte, per arrivare qua al mercato alle 3. E qua si inizia a capire un attimo il mercato come funziona. Capire se mancano prodotti a livello di mercato. Se vedi che mancano prodotti vuol dire che c'è una richiesta diversa dell'eccedenza di qualche Quindi prodotto. tu arrivi, Sì. studi un po' il mercato, ma com'è che fai a riconoscere una verdura buona da quella meno buona? Un questa frutto qua- buono da quello meno buono? Questo è un problema di esperienza. I primi anni, logicamente 35 anni fa, era molto molto difficile capire se conoscere la merce. Negli anni capisci qual è il prodotto di ieri mattina che può essere questo o quello là. Caro Angelo, tu non hai avuto nessuno che ti ha insegnato, ma io invece potrei sfruttare questa occasione e farmi insegnare da te un po' di cose. Mi fai provare a lavorare? Faccio provare a lavorare. Sì, Quindi andiamo in un magazzino a magari. caricarlo, sì. Andiamo in un magazzino. Ok, dai, andiamo in un andiamo. magazzino, sì. Ciao, un po' di radicchiola variegato. Quanti schede che? Questo qua 2 euro. 2 euro. Mi serve una quindicina di casse, Ivo, noi portiamo a casa Poi la 15-20 casse, perfetto. se ne dà 1,50 euro, se no... 1,50 euro? Sì. No, non 1,50 euro. Che ti faccio un po' di quantità, non è che non ti faccio un po' di quantità. 2 euro, 2 Dammi una mano anche, dai, sono in 10 difficoltà, bisogna centesimi dare una per mano. l'amicizia, 10 centesimi Dai che per cominci a Dai, farmi... Fausto, mi fa- no, no, dammi no, una no, mano. no, Metti 1,30, va bene? non esiste. 1,30. No, no, ma scherziamo, appena arrivato. Appena arrivato, anche a me sono appena arrivato, bisogna che mi dai una mano la mia, se no... Non esiste, appena arrivato, Va bene? eccetera. Appena arrivato. Dai, trovare, fa una via di mezzo, arrivato Fausto. stamattina. Fausto, fai una via di mezzo, dai, va bene? Ok? Metti 1,80. No, prima era 1,5, 1,80 adesso. 18 siamo stati. Ascolta, 1,30 va bene, dai, Fausto. 18 siamo stati. No, dai, mi fai la fila, combiniamo dopo, dai. Faccio la fila, dammi una mano, fai la fila qua, dai. vai. Dammi una mano, dai. Sono qua tutte le mattine, dai. Dopo tu mi paghi la colazione. Tu mi paghi la colazione dopo. No, dai. Vai a vendere da un'altra parte per piacere, dai, via, vai. Scappiamo. Vai. Questa è 1 euro, dai, via. Fa finta di niente, dai. Per una volta. No, non mi serve precoce, dai. Tu mi dai sempre quello che non va via, vai via. Basta così, Ivo. Basta. Siamo Sì. a posto, dai. Metto il Come biglietto facciamo? mio e basta. Biglietto. Sempre il bigliettino e siamo a posto. Grazie Fausto, è stato bello con lei. 1,30? È stato bello. 1,30? 1,30 vai, dai. Dopo facciamo noi il prezzo. Ok, Facciamo noi il prezzo. andiamo. Ivo è tardi! No, Lele, è tardivo! Di Treviso. Claudio Rorato, che
Che piacere incontrarti. Piacere anche mio incontrarvi. Diciamo Grazie. che Treviso è un po' una delle tue città dove tu hai operato in tanti anni, no? Sì. E soprattutto in questo luogo particolare hai compiuto un percorso piuttosto lungo, perché siamo all'interno del monastero della Visitazione, Sì. tenuto dalle suore di clausura, Sì. che non si possono incontrare, vero? No. Beh, Sì. sì, si possono incontrare. Oggi no, magari, perché siamo venuti senza preavviso, quindi, però sono molto accoglienti e si può parlare con loro in parlatorio, ovviamente. Siamo a pochi passi dal centro storico della città di Treviso, in questa piccola cappella che però, caro Claudio, contiene qualcosa di molto 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 prezioso, che peraltro è alle nostre spalle. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando dell'icona della Madre di Dio, che non è la classica icona dipinta che siamo tutti abituati, che conosciamo tutti, ma è un alto rilievo. In realtà è una cassa, un contenitore, perché l'immagine che vediamo alle nostre spalle è in legno dipinto, rivestito di argento sbalzato, ed è cava. Ed era, Cioè, della schiena c'è tipo una... è vuota, c'è un vano molto grande che secondo la tradizione serviva a contenere le fasce pettorali della Vergine. Del resto gli esami del carbonio 14 eseguiti su un frammento di legno dell'immagine la datano appunto al 700 d.C. Si dice che fosse contenuta addirittura a Costantinopoli all'interno del palazzo imperiale. Sì, il professor Fiaccadori l'aveva identificata come Lico Chirà, tradotto vuol dire la signora della casa, e sosteneva che questa immagine si trovasse dentro la cappella del palazzo imperiale e venisse esposta il giorno di Pasqua, quando si battezzavano i principini della casa imperiale. Venivano tolte dall'interno dell'immagine queste fasce pettorali. Le fasce della Madonna che le donne usavano, da non confondersi con la cintura, un'altra cosa, e appoggiate sul bimbo da battezzare, veniva battezzato ed era un momento di grande solennità. E si può entrare qui? Si può entrare, ci sono degli orari, ovviamente. Però si può assistere alla messa, si può parlare con le suore e si possono incontrare. E si può vedere questa meraviglia. E si può vedere questa meraviglia che pochissimi conoscono. E io l'ho conosciuta oggi grazie a te. Ecco, io vi ringrazio a nome anche delle suore per essere venuti. Caro Lorenzo, questi gruppi elettrogeni cosa sono? Sì, guarda, sono delle macchine che sono costituite da un motore e un alternatore. Il motore è tipicamente un motore diesel o un motore a gas. Queste macchine sono in grado appunto di produrre energia elettrica e hanno una caratteristica molto importante, e cioè che sono fruibili nel punto in cui tu collochi la macchina. E questo è un fattore strategico e molto importante, perché in tutte quelle aree delocalizzate, ad esempio in via di sviluppo, dove non ci sono reti elettriche, tu devi pensare che il generatore rappresenta proprio la fonte di energia per il funzionamento di tutte quelle che possono essere delle attività strategiche di comunicazione, di emergenza, quindi di varie applicazioni di alimentazione e di attività. Nell'ambito invece tipicamente di paesi dove la rete elettrica è già strutturata, il generatore risulta essere la macchina che assicura l'emergenza, cioè mi manca l'energia perché c'è un evento atmosferico che mette in difficoltà la rete e io ho un generatore che si avvia automaticamente ed entra
ad alimentare gli impianti al posto della rete elettrica. Quindi un generatore può essere posizionato in qualsiasi punto di questo nostro pianeta e si arrangia da solo a produrre energia elettrica. Ma deve restare acceso sempre? Ma guarda, diciamo che nello sviluppo della tecnologia e delle tecnologie che ci sono, una delle frontiere sulle quali stiamo lavorando è l'accumulo di energia. Quindi un generatore viene abbinato a un sistema di accumulo proprio per razionalizzare i consumi di carburante. L'accumulo ha inoltre, diciamo, la tecnologia di potersi abbinare a più fonti di energia, quindi tipicamente abbiamo pannelli fotovoltaici piuttosto che sistemi eolici che si abbinano al gruppo elettrogeno nel contribuire alla carica del sistema di accumulo. Ma caro Presidente, ascoltandola mi è venuta voglia, le mie mani hanno voglia di costruire, di imparare qualcosa. È possibile andare a fare qualcosa? Ma guarda, ti consegno subito la nostra divisa e puoi presentarti al nostro responsabile di reparto e vedrai che qualcosa da fare te lo dà. Perfetto, caro Presidente, la ringrazio. Ringrazio Visa perché dà più energia a questo mondo che ne ha tanto bisogno. Grazie Presidente. Grazie a voi. E vado a Grazie lavorare. a voi. Ok? Certo. Un'esperienza ricca di emozioni perché ho imparato molte cose, ma soprattutto sono entrato a far parte nel mio piccolo di un mondo un po' sconosciuto che serve per creare qualcosa per migliorare il nostro mondo. Ma adesso il nostro viaggio continua. Sono entrato nella chiesa di San Francesco e devo dire che subito mi sono stupito della bellezza di un affresco importante dedicato a San Cristoforo che troneggia all'interno di questa navata unica. È una chiesa ovviamente in stile romanico, la costruzione risale al 1230, 7 anni prima della famosa battaglia tra i due fratelli da Romano che abbiamo citato all'inizio di questo viaggio. È una chiesa molto bella, piena d'arte, è ricordata soprattutto per 2 tumulazioni.
Alle mie spalle si trova infatti il sepolcro di Pietro Alighieri, figlio del sommo poeta Dante. Nel 1304 Dante è qui, insieme ai figli, Pietro e Jacopo. Pietro, il maggiore, si innamora di questa città. A un certo punto ritorna a Firenze e poi decide di tornare indietro, di fare retromarcia, riguadagnando la capitale della Marca trevigiana, appunto Treviso. Questo per il bel vivere, soprattutto per l'amicizia che aveva nei confronti di Francesco Petrarca. Un'altra particolarità che riafferma il legame tra i due grandi poeti, Petrarca e Dante Alighieri, è il fatto che in questa chiesa è anche sepolta la figlia di Petrarca, Francesca, che arrivò a vivere a Treviso ormai quarantenne. E quindi c'è come una sorta di connubio che mantiene viva questa storia legata alla poesia e all'intelletto dei figli di due eroi della cultura italiana che parte da lontano e arriva ai giorni nostri, due trionfatori della lingua, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Pietro Alighieri, Francesca Petrarca. Una banca concretamente impegnata nel sociale. La banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile. Ho detto bene, Presidente? Hai detto benissimo, non hai fatto una grinza, però chiamami per nome, io mi chiamo Paolo. Ok Paolo. Ok. Siamo qui con Paolo non a caso di fronte San Francesco perché tra le varie iniziative la banca si è occupata del restauro dell'area dei confessionali, giusto, di questa chiesa. Esatto, qui siamo stati sollecitati dal comune di Treviso, dal sindaco, da Mario Conte, perché questa chiesa ha una particolarità, diversamente da molte altre chiese, è una chiesa di proprietà del comune di Treviso. Da 3 anni, quindi ad esito della fusione, la banca è un'unica realtà e opera e ha implementato la propria presenza a Treviso. A questo scopo abbiamo pensato proprio di intervenire nel restauro di quest'area con un'opera molto, molto apprezzabile. Sarà inaugurata nei prossimi giorni, per cui avremo modo di apprezzarla in tutta la sua interezza. Ecco, questo è stato il nostro intervento, perché una banca di credito cooperativo che ha a cuore le comunità in cui opera, diciamo, riporta nelle stesse comunità il beneficio economico dell'attività che svolge. E proprio perché avete a cuore queste comunità, c'è un'altra interessante iniziativa in sinergia con la Caritas. Sì, assolutamente. Ecco, questa è già avviata proprio post fusione, quindi già ormai da 3 anni collaboriamo con la Caritas di Treviso per la fornitura degli alimenti freschi, in particolare della carne. Quindi abbiamo stipulato un accordo con l'associazione Allevatori Friulana, perché noi abbiamo parte della nostra attività si svolge anche in Friuli, addirittura in provincia di Udine. E in questo accordo ci permette di acquisire a un costo convenzionato delle partite di carne e in base alle necessità che ci arrivano dalla Caritas forniamo queste partite di carne. Quindi è un prodotto fresco, un prodotto che integra la dieta per le persone che sono in condizioni di difficoltà e quindi accedono alla Caritas, possono trovare anche questo tra le altre cose. Noi ringraziamo il Presidente Paolo. Grazie. Per tutto quello che avete fatto, per quello che state facendo e sicuramente per quello che farete, visto che siete molto attivi appunto e molto vicini alla cittadinanza. Per noi è un impegno importante, cioè cercheremo qui a Treviso di essere sempre più presenti e di incrementare la nostra presenza sia in quantità che in qualità, per cui siamo qui. È una promessa e guarda che c'è San Francesco. L'abbiamo fatta sotto il santo. Grazie. In un posto davvero magico,
nel cuore storico di Treviso, e sono con Mauretto. Ciao. Mauretto Va bene. che peraltro è un amico. Io ti ringrazio dell'accoglienza. Grazie a voi di essere venuti. In questa osteria bellissima in cui tu prepari i piatti della tradizione trevigiana. Adesso ne parliamo. Sì. Però, Mauro, siamo in un contesto urbanistico particolare per questa città. Certo. Io ho davanti a me 2 pubblicazioni, una del mitico Beppi Stocco e una di Valeria Favretto, in cui si racconta ciò che qui è accaduto per decenni. Direi anche Sì, la storia del quartiere, sì, un po'. Dove siamo a Treviso? Qua siamo nel quartiere, il vecchio quartiere che si chiamava Cae de Oro, e siamo tra San Nicolò, tra la chiesa di San Nicolò e la chiesa del Duomo. E gli abitanti storici del quartiere erano suddivisi tra Nicolotti, che erano quelli di San Nicolò, e Piazzalotti, che erano quelli più verso la piazza, perché la parte alta, più ambiente di Treviso, era concentrata attorno al Duomo. Difatti si vedono anche i palazzi che ci sono sul Calmaggiore, sono palazzi più ricchi, mentre questo era il quartiere proprio più povero, un po' più degradato, Popolare, diciamo, popolare, della esatto. città. Ed era famoso anche per una cosa che avrei trovato. Sì, allora, guarda, volevo leggere alcune righe che dicono: la maggiore concentrazione di locali continuava a essere nella zona di San Nicolò, in particolare nella contrada detta in gergo Cae de Oro. Esatto. E poi fa la stima, diciamo, di quanti locali. Di quanti i locali sarebbero i casini. Okay, Ecco. Arriviamo al punto. Le case di tolleranza. La Cae de Oro era anche famosa appunto perché per la presenza dei casini. C'erano i casini, quelli più a buon mercato, quelli che servivano per le truppe dei militari che stavano qua a Treviso, e quelli che servivano per tutta la gente che veniva da fuori città quando c'era il mercato, perché ricordiamo che Treviso è una città dove c'era un mercato del bestiame molto importante, di riferimento per tutta la campagna, per cui chi veniva qua vendeva magari 1, 2, 3 animali e poi coi skate aveva bisogno di mangiare e di insomma, esatto. di passare del tempo. Di passare del tempo. È rimasta questa nomea, questa storia che non è degradante, anzi racconta la storia di una civiltà. Mauro, all'interno di questa osteria ristorante, Sì. cosa possiamo gustare? Ma noi abbiamo appunto, ti dicevo, i piatti della tradizione più qualche alleggerimento, qualcosa di fantasia nostra, però non so, dai radici a fasoi come antipasto, sempre come antipasti abbiamo la polenta col morlacco, il formaggio morlacco, i funghi, visto che siamo in stagione. Poi entra il radicchio, facciamo delle cose con radicchio, le pasta con radicchio, il risotto, i bigori con ragù de anera, che sono apprezzatissimi. Per non parlare dei secondi abbiamo, adesso è il periodo dell'oca, abbiamo l'oca rosta alla trevigiana, abbiamo la faraona con la peverada che è interessante, abbiamo il baccalà alla vicentina, il baccalà mantecato. Oggi in menù che avete assaggiato anche voi avevamo fatto questo brasato con le verdure e col raboso, che è un vino del territorio, per cui ce n'è insomma da pescare, basta solo diciamo girarci con le verdure, con le stagionalità. Io ringrazio Mauro di cuore. Grazie a voi. Con cui condivido delle passioni molto simili, una è il rugby, insomma, devo confessarlo, ma insomma, già chi ci segue da tempo lo sa. Saluto tutti gli amici che ci stanno guardando e facciamo una piccola pausa, Sì. torniamo fra pochissimo. Insomma, qua ragazzi, capite perché mi piace questo mestiere? Perché conosco gente straordinaria. Mauretto, caro Mauretto, è arrivato il cuoco qua. Che è lui il fautore di questa mitica faraona. Sì, di cui faraona con la peverada, che viene fatta con i cuori e i fegatini del pollo. Il procedimento iniziale è un bel soffritto di pepe in grani, pestato, e un po' di scalogno, c'è un soffritto leggero e un po' di soppressa. Anche la soppressa? Anche la soppressa, perciò va cotta lentamente, così la soppressa, perché se lo cucini forte diventa un po' amara. E quindi quando ci metti? Per prepararle un paio di giorni. Un paio di giorni? Sì, perché prima lo preparo, dopo lo faccio riposare un attimo in frigo e dopo lo abbatto, lo faccio riposare, dopo lo faccio riprendere la cottura il giorno successivo e questa è perfetta. Con l'aggiunta, con piccole aggiunte di un po' di capperi, un po' di limone, un po' di acciughe, insomma così è perfetta. Io faccio un brindisi con Mauro, con Harry, in questo locale meraviglioso nel cuore storico della città, in cui c'è una storia nella storia.
dove si mangia benissimo, si beve molto bene e quindi facciamo un terzo tempo insieme. Esatto. Evviva ragazzi, Bel brindisi. grazie di cuore. Evviva, evviva a voi. E dopo aver mangiato e ben bevuto, vado ad assaggiare il tiramisù a casa di Francesca. Ancora evviva! Evviva! Siamo entrati in casa di Francesca, che ringrazio per l'ospitalità. Grazie a voi. Grazie di cuore. Peraltro gironzola per casa c'è anche il prof Rorato, che fra un po' incontreremo perché ha qualche segreto da svelarci su questo dolce importante per il Veneto, ma anche per il Friuli Venezia Giulia. Insomma, importante per tutta l'Italia e non solo. Sai che c'è questa disputa, chi l'ha inventato, chi l'ha fatto per primo, eccetera, eccetera. A noi questo non importa tanto, Francesca, perché tu hai vinto il campionato del mondo di tiramisù creativo. Che significa? Significa che nel 2018 ho partecipato ad una gara che è la Tiramisù World Cup ed è la gara ufficiale mondiale che decreta il miglior tiramisù al mondo. C'è la gara per la ricetta classica, originale, e la gara per la ricetta creativa. Io ho partecipato con la ricetta creativa e per gioco. Per gioco ho vinto. Quindi tu hai preparato un tiramisù non convenzionale, cioè non hai rispetto a tutti gli standard di quello classico, hai cambiato qualcosa. In realtà io ho solo aggiunto, perché la mia ricetta è di un tiramisù originale, alla quale ho aggiunto la cannella e lo zenzero. D'accordo, io vorrei... Allora te lo permetto, anzi sì, sono curiosa di sapere la tua opinione. Insieme perché andiamo insieme? Con questi ingredienti, rivisitando il tiramisù tradizionale, Francesca ha vinto insomma un premio davvero ambito e molto importante e questo ti ha anche dato soddisfazioni che sono durate per molto tempo, quindi poi ti sei buttata sempre di più in questo mondo. Diciamo che ho vinto nel 2018, ho fatto in tempo anche ad aprire un laboratorio domestico per cui ho prodotto dei dolci, soprattutto tiramisù, e dopodiché, siccome il mio lavoro principale è fisioterapista, sono fisioterapista in uno studio a Olmi, è stato un po' difficile coniugare entrambe le cose, molto faticoso, per cui diciamo che l'hobby, io l'ho sempre chiamato il mio giocattolo, ho dovuto cedere e lasciare il passo e è rimasta adesso la passione. È rimasta la passione ed è rimasto il mio hobby, quindi beati i tuoi amici, venite i tuoi quando familiari. volete. Sì. Lo assaggiamo? Via. Si sente questo... arriva dopo. Allora si sente prima la cannella, buonissimo, che è un gusto più caldo, avvolgente, e se aspetti un po' senti lo zenzero che pizzica in sottofondo. Complimenti Francesca. Io vado perché a me piace ancora. Grazie di cuore, complimenti, grazie. È buonissimo, davvero buono. Seduti su un comodo divano con la mitica Francesca che ha preparato questo ben di Dio e con il professor Claudio Rorato. Claudio, quante volte abbiamo parlato di tiramisù, ma non ci ho mai capito niente fondamentalmente sulla storia di questo grande dolce della tradizione, se così si può dire. Beh, c'è da dire che in effetti
su sto dolce si è parlato tanto, anche a volte a proposito, a volte a sproposito, e si è anche creato un mito che non corrisponde spesso ai documenti. Che tu hai portato, No, parte di essi. Parte di essi. Beh, intanto premetto che sono contentissimo di essere venuto qua e di aver assaggiato questo tiramisù straordinario, Francesca, proprio buono, che dà un tocco veneziano questo dolce, non solo trevigiano, perché l'aggiunta delle spezie che sono state l'emblema di Venezia lo nobilita ancora di più, comunque è particolarmente buono. E dicevo che in cucina è difficile inventare qualcosa, perché l'uomo cucina da sempre, perlomeno da quando ha scoperto il fuoco, si è cimentato con le preparazioni alimentari. Allora, premetto che personalmente sostengo che il tiramisù sia trevigiano. Si dice dicono che sia anche del Friuli. Ma io non sono d'accordo. E sia proprio l'emblema di Treviso dal punto di vista dei dolci, così come la gubana è l'emblema per certi aspetti Pandora, del Friuli. Verona, Ecco. Innanzitutto il primo che ne parla è Giuseppe Maffioli, ecco qua la cucina trevigiana di Giuseppe Maffioli, questo libro che è un testo sacro, è un libro dell'83 e lui lo attribuisce alle beccherie. Quel ristorante. Sì, lo chiama il tiramisù. È la prima volta che si farà menzione di questo dolce in un libro. Faremo un simposio, Francesca, ecco, Volentieri. dove parleremo di questa cosa e io magari, siccome ho dei sentori che esista la ricetta di un tiramisù molto più antico di quello fatto dalle beccherie, sì, così sto seguendo. Ah, ok, tu non vuoi dirci qualcosa? No, Ma a me non importa. non è che non voglio dire. Io ho tu sai che ho un'enorme quantità, collezione di libri di cucina antichi e che li amo e che mi piace molto appunto andare indietro nel tempo studiando le evoluzioni, e penso che almeno i gastronomi, almeno chi lo fa per professione, dovrebbero leggerli, studiare. Io non sono un gastronomo, sono un appassionato mi piace molto, però quando trovo queste robe qua mi entusiasmo. Il professore ci ha sempre insegnato, Claudio, che la conoscenza e la curiosità sono fondamentali per costruire qualcosa, no? E quindi noi ci mettiamo il massimo dell'impegno. Francesca ce l'ha messo di sicuro per creare questo dolce leggermente diverso da quello tradizionale, ma davvero buonissimo, e Claudio ci dice che la cucina va studiata, approfondita, dalle sue origini. Per dirvi della presenza del mascarpone nel Veneto, questa è l'enciclopedia gastronomica di Leo Goldschmidt del 1954, sto libro così, e sentite cosa dice del mascarpone. Cao de latte è una specie di mascarpone prodotto a Vittorio Veneto. Quello che siamo nel 1954. Quindi questa è la prova che si faceva, in effetti esisteva anche qui, ma era una cosa di nicchia. Noi vorremmo fare tante altre domande a Claudio, vorremmo mangiare tanti altri dolci di Francesca, ma stiamo vivendo questo momento di pacificazione con noi stessi, in questa casa accogliente, con questo sorriso bellissimo e la sapienza di un grande uomo, che non è solo un grande uomo, ma soprattutto un grande amico. Grazie ragazzi. Grazie a te.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above's only sky. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Someday you will join us, and oh, believe us one, yeah. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You someday you will join us, and the world will leave us one. Sì, ma Lele, qua dove siamo? Questa è la Biblioteca Commisso. È un polo culturale straordinario che scopriremo grazie a Francesca, e dicono che all'interno di questo luogo magico sia conservato un oggetto preziosissimo. Andiamo a scoprirlo. Cari Lele e Ivo, benvenuti nella Biblioteca Commisso, Giovanni Commisso di Treviso. Siamo nella sala prima, una sala storica ricca di migliaia di volumi che sono stati donati nel tempo alla biblioteca, e questa sala è veramente un patrimonio, basta vedere alle pareti quello che è contenuto, un patrimonio culturale proprio della città di Treviso, ed è importante che tutti i cittadini siano a conoscenza di queste sale storiche, perché è un patrimonio che gli appartiene, oltretutto un patrimonio unico, culturale, che serve proprio per renderci migliori, per farci crescere nella cultura e nel bello. Dottoressa Francesca, che belle parole, intanto. Io sono un po' emozionato. Anch'io. Non so se Ivo Galla. Io molto emozionato, anzi Siamo direi innanzi emozionatissimo. Innanzi a un'opera davvero unica e magica, perché questa è una copia della Divina Commedia di Dante, perché noi abbiamo compiuto un percorso all'interno di questo viaggio salutando di tanto in tanto la figura dantesca, ed è del 1370, quindi è qualcosa di ultra prezioso. È preziosissima. È un manoscritto intero, quindi l'opera è integrale, completa, ed è addirittura preceduta da un capitolo del figlio Jacopo di Dante,
che praticamente scrive in 51 terzine, scrive di che cosa parlerà poi la commedia e il significato che ha questo libro. Quindi un'introduzione del figlio. Un'introduzione del figlio, che è uno dei primi commentatori della Divina Commedia. E quindi questa pagina e queste altre 3 pagine sono l'introduzione di Jacopo di Dante. Poi la Divina Commedia inizia con la prima cantica dell'inferno. Quante cose ci racconta questo piccolo oggetto, libro, e quanta sapienza c'era in chi lo costruiva. Io non voglio farvi vedere, non mi dilungo, però guardate questa pagina, la bellezza di questa pagina. Sapienza Qui e pazienza. c'è una sapienza, una conoscenza, un amore per quello che è l'oggetto libro. E l'oggetto libro ci salva, ci porta a conoscere tutto. Senza i libri non so. Francesca, grazie davvero. Prego. Grazie. Grazie a voi. Vogallo? Dimmi Lele Marcassa. Sei per caso contento? Sono per caso contentissimo. Abbiamo vissuto questa straordinaria città che è Treviso. Il cuore della Marca gioiosa. Io ho recuperato una lettera che Giovanni Comisso scrisse subito dopo finita la Seconda Guerra Mondiale, quando questa città era deturpata dai bombardamenti, e diceva: una corte di miracoli. 2 guerre hanno mutato l'aspetto di Treviso. Il tempo e gli uomini hanno accresciuto questo mutamento. Eppure mi era ancora possibile ritrovare, tra tante macerie, un essere come questa donna, che si ricordava di me bambino. Com'è possibile non amare questa città? Gelosa urna di sacri ricordi. Nell'uscire dal vecchio mulino, riguardai la ruota ferma. Essa pulsava nel suo ritmo in quel giorno che, nascendo, il mio cuore aveva preso a battere e mi aveva seguito nella mia vita. Da Ivo Gallo, soprattutto da Lele Marcassa, finisce questo viaggio. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti a Treviso a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.